Qui Parlamento. Benvenuti su Radio Libertà, canale 252 Radio DAB. Ospite a Qui Parlamento l'onorevole Rossano Sasso. Benvenuto. Buongiorno e grazie. Allora, parliamo del caso Foggia. In estrema sintesi, per dare anche un contesto ai nostri ascoltatori, a Foggia, città governata dal centro-sinistra, è scoppiato questo caso che riguarda l'affidamento diretto di appalti alla cooperativa della sorella della vice sindaca Aprile. Ecco, partendo da questo punto, sembra quasi che solo dopo l'emersione pubblica del caso la sorella avrebbe rinunciato. Secondo te siamo davanti a una questione solo morale o c'è anche un problema amministrativo e istituzionale da chiarire? Sicuramente c'è qualcosa da chiarire in merito ad una gestione privata della cosa pubblica, perché in realtà il vice sindaco, che è del Movimento 5 Stelle, Lucia Aprile, non è nuova a questo tipo di, come dire, di problematiche, perché già a Natale un altro suo parente, meglio suo fratello, si era aggiudicato un affidamento diretto per la costruzione di un villaggio di Babbo Natale, per una cifra che si aggira intorno ai 20.000 euro. Poi pare che anche un suo cognato sia stato in qualche modo coinvolto in un'altra gara, ma il caso più eclatante è l'ultimo, che vede la sorella del vice sindaco del Movimento 5 Stelle, Lucia Aprile, far parte di una cooperativa che poi spunta per l'occasione, cioè non parliamo di una cooperativa già esistente da anni, ma una cooperativa che nasce a fine marzo, si aggiudica dopo qualche settimana l'affidamento diretto per 150.000 euro, ma una volta che grazie alle lamentele di alcuni militanti dello stesso Movimento 5 Stelle, perché lì c'è poi questo dato politico che c'è una lotta interna, veniamo a scoprire che la cooperativa di cui è socia la sorella del vice sindaco rinuncia all'affidamento diretto. E quindi come se quasi ammettesse una qualche colpevolezza. Noi ci auguriamo ovviamente senza nessun risvolto penale, perché non si augura mai a nessuno, però viene da pensare che questo ripensamento possa voler significare anche altro, ma resta il dato morale, il dato politico, che un movimento, un partito che ha fatto della demagogia, che ha usato la lotta per la trasparenza come una clava, come un manganello, come una spranga per colpire chiunque, oggi stranamente questo movimento tace su una serie di circostanze che riguarda un astro nascente della politica del Movimento 5 Stelle a Foggia. Lucia Aprile non è una persona qualunque, è stata stravotata a Foggia, sostiene la giunta guida Movimento 5 Stelle PD, nella terra di Giuseppe Conte, ed è una pupilla dell'ex presidente del Consiglio. Spesso ci sono foto che li ritraggono insieme e stupisce il silenzio dei vertici del Movimento 5 Stelle, ripeto, sempre bravi a come dire, criticare chiunque abbia qualche problema, quasi sempre poi risolto con la magistratura. L'ultimo caso è quello di ieri, dove hanno criticato duramente l'europarlamentare del PD Matteo Ricci, che è loro alleato, che ha avuto un avviso di garanzia per quando era sindaco a Pesaro. Invece sul caso del vice sindaco di Foggia sono zitti, sono muti, sono silenti, sono accucciati. Sono passati ormai 7 giorni e con la loro base rivolta che chiedono le dimissioni di questo vice sindaco del Movimento 5 Stelle, ripeto, non perché abbia infranto la legge, almeno per il momento non risulta che sia un atteggiamento, come dire, da sanzionare sotto il profilo penale, ma è indubbiamente immorale che un amministratore veda fratelli, sorelle, cognati aggiudicarsi affidamenti diretti dall'ente che amministra. Certo, e appunto tu hai citato anche Giuseppe Conte che al momento non ha ancora preso una posizione chiara sul caso. Secondo te si tratta di un silenzio tattico per evitare eventuali danni d'immagine oppure è una scelta consapevole che alla fine evidenzia un po' quella che può essere la fine del grillismo originario?
Sì, infatti lo scontro interno lì in quel territorio è proprio tra vecchi militanti del Movimento 5 Stelle e la nuova linea contiana, che però ha mantenuto quel carattere demagogico di criticare gli altri quando inciampano, ma lasciar perdere i propri quando inciampano. Ricordo che ci sono esponenti grillini che sono stati condannati, che sono in Parlamento, contro cui però nessuno mai, soprattutto di noi della Lega, si è mai sognato di come dire, comportarsi da giustizialista. Ecco, loro sono giustizialisti, ghigliottinari, demagogici, quando gli altri, quando qualche avversario ha qualche difficoltà, invece quando c'è qualcuno dei loro stanno incredibilmente zitti, ma servirà poco il silenzio di Giuseppe Conte, perché nel frattempo comunque la Lega ha sollevato a tutti i livelli questo interrogativo, sono giorni che i giornali ne parlano, adesso ne parlate anche voi a Radio Libertà e speriamo che qualcuno sia in grado di rispondere. Dico, ma è normale che un vice sindaco, poi voglio dire, qualcuno ha parlato, la stessa Lucia Aprile ha detto che lei ovviamente non sapeva niente, come nella migliore tradizione di certa politica, e che non c'è assolutamente nessun profilo di illegalità, e quindi per lei è normale che sua sorella possa prendere un affidamento diretto nel comune dove lei lavora, che lei amministra, insomma, che lei guida. Ecco, dopo i casi di Foggia, ma anche se la guardiamo un po' in tutta Italia, di Prato, Milano, ritieni che comunque questa alleanza progressista sia ormai compromessa da una doppia morale e, nel caso, quali conseguenze politiche ci saranno anche in Puglia in vista delle prossime regionali ed eventualmente anche delle amministrative? Io temo che non ci sarà nessuna conseguenza, nel senso che il Movimento 5 Stelle, proprio perché ormai è parte integrante del centro-sinistra con il campo largo, che ha ormai una fotocopia forse un po' sbiadita del PD, perché il PD ci ha abituato a numerosi scandali, soprattutto in Puglia, il PD ci ha abituato a numerose inchieste, ci ha abituato a persone inquisite, arrestate, condannate, a mogli di consiglieri regionali che taroccano il titolo di studio per essere assunti in società partecipate dalla regione, sistema di potere clientelare nel quale il Movimento 5 Stelle si sta in qualche modo adeguando, e così come non abbiamo visto proteste veementi del PD a Milano con tutto quello che sta succedendo al sindaco Sala, insomma, si sta adeguando al modello PD. Ecco, un'ultima battuta: che cosa ti senti di dire agli ex elettori del movimento che oggi si sentono traditi in quelli che erano un po' i valori fondanti del Movimento 5 Stelle? Più che dire io qualcosa a loro, sono io che sto ascoltando le lamentele di gente che in buona fede ha creduto a degli ideali, sono stati truffati da chi ha spacciato quegli ideali per prendere voti, e che se hanno voglia di guardarsi intorno c'è qualcuno che è rimasto coerente con il proprio programma, anche perché ai tempi del governo giallo-verde e che se hanno voglia di guardarsi intorno c'è qualcuno che è rimasto coerente con il proprio programma, anche perché ai tempi del governo giallo-verde molti elettori grillini poi si spostarono verso la Lega perché apprezzarono la spinta innovatrice e apprezzarono il fatto soprattutto che che il nostro partito aveva e ha un leader che mantiene la parola e ancora oggi ne paga le conseguenze. Mi riferisco a Matteo Salvini, che promise di bloccare gli sbarchi e ancora oggi, a distanza di 6 anni, deve subire la reazione
di una parte della magistratura politicizzata che, non contenta di aver fallito in primo grado con l'assoluzione del ministro Matteo Salvini, oggi ricorre in maniera forse inedita, evitando il secondo grado, l'appello, direttamente in Cassazione per fare presto, fare fretta, perché hanno fretta di inguaiare Matteo Salvini e di far credere che difendere i confini sia un reato. Quindi dico agli elettori 5 Stelle, ex elettori 5 Stelle, di guardarsi intorno, perché c'è chi ha problemi con la giustizia, perché con la morale, perché qualche parente becca qualche affidamento diretto di troppo, e c'è chi, come il leader della Lega, ha problemi con la giustizia perché ha la sola colpa di aver fermato gli sbarchi. Ecco, allora grazie all'onorevole Rossano Sasso per il suo contributo, il suo intervento, e vi auguriamo un buon proseguimento sul canale di Radio Libertà. Grazie a voi, buongiorno.